Bentornati e bentrovati a Storie. Le caratteristiche con cui stiamo guardando questa epoca così particolare della cultura greca, che è l'epoca arcaica, dopo la grande epopea di Omero, dopo la grande epopea di Esiodo, sono semplicemente quelle di ravvisare nella dinamica con cui si va a costruire la cultura del tempo gli elementi più affini a quella che sono la nostra sensibilità e la nostra umanità, ricercare un po' della nostra storia nella storia di questi grandi protagonisti del passato. Stiamo infatti affrontando le vicende dei lirici, in particolare la vicenda di Archilogo, un uomo che è lontano dalle convenzioni sociali, un uomo che è lontano dall'etica del suo tempo, un uomo che anche è lontano da ogni eroismo. Dovete pensare che in quel tempo il modello ideale era l'eroe greco viveva di onore, l'eroe greco viveva di gloria, l'eroe greco viveva di galanteria, di amore come idealità, l'eroe greco viveva anche di saldo sguardo, di salda decisione nei confronti dell'esistenza, per cui l'uomo greco non sentiva nessun dolore di fronte all'esistenza, l'uomo greco anzi di fronte all'esistenza si poneva come un titano, il titano era colui che affrontava le cose senza paura, senza tremare neanche un attimo. Ebbene Archiloco dice no, questo eroismo non mi appartiene, questo eroismo non è mio, questo eroismo è un eroismo in cui io non credo, non è l'eroismo della mia famiglia, non è l'eroismo della mia società. E cosa dice Archiloco? Dice una cosa molto semplice, non ci si può prodigare, non si può pensare di passare la propria vita, non si può pensare di impegnarsi nella propria vita cercando in tutti i modi di evitare quello che l'esistenza propone come destino agli uomini. Gli uomini hanno un loro destino, gli uomini hanno un loro fato, gli uomini hanno una loro predeterminata missione nel mondo e a questo non si può assolutamente abdicare. E Archiloco esorta se stesso, esorta il suo cuore, dice: cuore mio, non cercare troppe cose grandi, non cercare cose troppo piccole, non cercare di ostacolare con le tue azioni quello che vai a incontrare. Perché? Perché devi cercare di perseguire un'equa misura, devi cercare di perseguire una modalità che ti permetta di rimanere in vita. Non siamo nati per fare gli eroi, siamo nati per sopravvivere, dice Archiloco. Lo dice con un tono di malinconia, lo dice con un tono anche di profonda tristezza. Una malinconia e una tristezza che ci stanno per svelare il segreto di Archiloco, la sua vera forza. La raccontiamo domani, la raccontiamo sempre qui a Storie.